Siamo in diretta, suppongo. Aspettiamo un attimino che si collegano le persone. Sono mezza pazza stasera, questi capelli. Sono belle, si fa fallire. La farfallina rossa, ma ha mozzucato musso, un pochettino rosso. Ma è stato... Una farfalla che oggi ho messo stasera qua in diretta. Sono pochi vino rosso, ma ha fatto imbriacare. Vabbè, mi ricordo ancora, ma sta aspettando. Mannaggia qua, mannaggia là, mannaggia lettere papà. Poi come facevo? Un fiore in dei capilli. Zuccolillo. Un fiore in dei capilli, non pare zuccolillo. Voglio che guarda fa, io mossa saccio fa. Buonasera, buonasera, ma peggio, ma aspetta, troppi farfalli mi stanno venendo in cuore stasera. Un attimo ragazzi, ho creato un po' un mezzo macello. Ti ho sistemata così? Ok. Buonasera a tutti amici miei, buonasera, benvenuti sulla diretta ufficiale della pagina Gossip Neomelodici di Chiara Neomelodica, che saluto affettuosamente. Anzi, a proposito, io ho dei saluti da fare, però Chiara, perdonami, adesso me li segno non appena inizio a cantare, perché altrimenti devo staccare la diretta. Tutto a posto, vabbè. Come al solito la Giussi Atanasio è sempre fantozzi, giustamente da fa. Ok. Buonasera al maestro Costa. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Maestro. Come sempre il maestro mi sopporta appassionatamente e quotidianamente, tutti i santi giorni in pratica. Allora, ciao Emanuele Boniconti, Rosi Amato. Emanuele, mi saluti? Amore, eccomi qua, un bacio grande. Ciro Buonocore che ci dice: ciao Giusy, sei stupenda ed una grande artista, saluti da fuori di testa, parrucchieri Caserta, bella grande. Un bacio grande, grazie ragazzi, onorata. Ciao Bruno Cirillo, un bacio grande anche a te. Anna Esposito, un bacione. Antonio D'Agostino, ciao Antonio. Anche io ti sopporto 24 ore. Grazie, già c'ho pazienza, come sputato. Alessia Tortora, un bacio grande anche per te. Allora, maestro, io direi di iniziare subito, ok? Va bene. Vi inizio a cantare proprio questa qua che io ho inciso, che è uscita ufficialmente in video ufficiale il 31 di dicembre. Ok, si intitola Dimmi che innamorato so, che fortunatamente ancora oggi, a distanza di, se non ero 4 mesi, va ancora alla grande ed io veramente sono onorata di questo. Quindi la cantiamo tutti insieme. Non ce la faccio più a vivere così, non ce la faccio più. Ma quando ci aspetta sono così, che sciva me merita 100 volte. Mi sto sempre qua, a diversa libertà, mi sto sempre qua. Mentre aspetta verità, vince sempre tu. Tengo cuore scemo e mo', dimmi che innamorato sono, se non lo sapevo manco Dio. Dimmi che innamorato sono, se non scendiamo a mezza via. Lasciamo a casa un po' soli, che sta campando in fantasia. Mori manca a caso soli, questo peccato e compagnia. Dimmi che innamorato sono, perché mi sento per e questa era Dimmi che innamorato sono. Grazie a tutti. Un attimo che metto le cuffie, altrimenti non mi sentite bene. Questa è andata alla grande, fortunatamente piace tanto ai bambini. Io sono sempre del parere
che i bimbi sono il futuro del domani, quindi quando piace ai bambini è sempre tutto a posto. E mando un bacio grande grande anche ai miei bambini e a tutti i bimbi che ci seguono, ok? Ovviamente. Grazie sempre di cuore piccoli. Ciao Salvatore Capozzoli, un bacio grande. Antonio Francesco Rosa Crispino, un bacione anche per te. Mando un bacio a tutte le mie pagine ufficiali, che ne sono tante, le mie fanpage, che sono ma tantissime proprio. Io vado con manicomi solo quando poi devo trovare qualcosa che riguarda a sta bella Giuseppe Nasio. Io mi sono 4, 5, 10 cuore. Ok, siamo tutti in love you. È vero ragazzi che siete tutti in love you? Allora, Maria Rosaria Battista, ciao, sei grandissima, la regina di Napoli, le canzoni sono una più meravigliosa di un'altra, mi piacciono moltissimo, un bacio grande, grazie amore mio, un bacione grande anche per te. Ciao Monica Barbato, alla grande, Pablo Sax, Maria Longobardi, uè Maria, com'è andato il cambio estivo di oggi? Tutto a posto. Io ho ancora la schiena spezzata. Adesso la mia amica Susi, che è qui con noi, che mando un bacio affettuoso a tutta la famiglia Luongo. Mi ha fatto un bel massaggio, la mia infermiera bellissima e bravissima, mi ha messo il bello cerotto, adesso va già molto meglio, devo dire. Grande Susi. Allora, Giussi sei la numero 1, mi dice Salvatore D'Amico, grazie di cuore. Anna Grillo, buonasera amore, buonasera a te. Giussi, grande, ci manchi sul parco, voglio a chi lo dite, io non vedo l'ora di esibirmi, però abbiamo, credo, vero maestro, delle buone notizie, che se non erro che per giugno apriranno i teatri e quindi non appena apriranno i teatri io vi posso garantire e assicurare che faremo grandi eventi per voi. Allora, maestro, cantiamo? Facciamoci Vasmo, dai. Facciamo Favasem? Non ti dimenticare il cic e ciac della sera? Sì. Basm, canzone tratta da questo album che sta per uscire, che penso che uscirà sicuramente se non per la fine di maggio, ma per l'inizio di giugno, ok? Ovviamente io vi devo guardare, dobbiamo divertirci insieme, dobbiamo inaugurarlo questo album, ho bisogno di voi, quindi se non vi posso incontrare io non lo faccio uscire, va bene? La mia promessa. Tu cammino tu, se in coppa non arrivi mare, per me senti quando sbaglia son chi, quando va torta sta ragione, se mi accompagni tu, vado sempre più su, a tu non c'è sta no rumore, cancella me bugia, pulizza strada mia, a me vicino va paura. Non fornisce più un amore serio che la cavo tu, non foglie bianche l'ama colora, con rossa che sto sangue nati mille ancora. Vasama, fornisce lo chiaro che sto che vasama, ma quando ti ancora già aspettare, stavo che caramello stuciato in un annino, la tengo giù sapore di tuo cuore, passami, e non fa niente se tu mangi lacrime, ognuno è l'ora una preghiera a Dio, che ferma sto momento e si muore sono contenta, perché più belli in appanaggia avuto va, che stanno vinto cielo e canta la felicità, non saccio più se giorno e sera, ma finalmente non sola, ma ve nascita. Evviva l'amore, amatevi sempre follemente, ragazzi, sempre. Quando si ama non c'è cosa più bella, ok? A proposito, io voglio sapere da voi come state piazzate in amore. Mamma già intricano poco, giustamente. Siete innamorati? Siete sconsolati? Come state? Facetelo sentire pure a me, ovviamente. Ragazzi, io vi presento un grande vestitino della Repost, vedete? E tra l'altro io sono la testimonial ufficiale di questo prodotto, guardate che bello. Vedete com'è simpatico con questi cic e ciac qui al collo. È molto bello, comodo, pratico ed elegante allo stesso momento. Quindi per chi è sec sec,
che è un po' cicciottella come me, quindi lo potete indossare tutti. State sereni su questo. Allora, facciamo sentire un po' del disco nuovo, maestro? Diciamo Giuro a me. Ah, ok, Giuro a me. Questa non è una canzone, questa è proprio una minaccia, ve lo voglio dire. La minaccia che noi donne facciamo sempre ai nostri uomini. Giuro a me. Prego, maestro. Che fai? Si cagna casa, che fai? Si me ne va, che fai? Si trova nata, che fai? E giuro a me che mi ci riso veramente, perché 2 mesi innamorato follemente. E giuro a me che senza me non c'è più niente, la mano va se fammi vivere un momento. Giuro a me che ci tiene, giuro a me che mi tiene in te pena. Giura che tu muore che sta innamorata, voglio a te in letto ogni sera, voglio a te da tutte i pensieri, amore, pigliate pure me. E questa è la grande minaccia che noi donne, che poi il continuo è ancora più bello, però non ve lo voglio fare ascoltare tutto ovviamente il pezzo, perché altrimenti poi dopo quando uscirà il disco non ci sta più sfizie. Però questa qua in realtà è una minaccia vera e propria, perché poi ne sentirete delle belle quando questo pezzo che l'ha scritto Sergio Donati, che saluto affettuosamente. Poi cosa abbiamo, maestro, dopo? Allora, sempre il nuovo? Sì, facciamo prima il nuovo, poi dopo cantiamo un po' di classico e poi facciamo un po' i miei pezzi, diciamo, quelli più popolari. Allora, ciao dallo studio di Io TV Italy, welcome to USA. Un bacio grande, Mua, ci stanno seguendo dall'America, che bello. Ciao ragazzi, in bocca al lupo anche a voi, per tutto ciò che stiamo vivendo, però fortunatamente il peggio è passato, dai, siamo sempre positivi. Ora o mai più? Che? Ok, questa la dedico ad una mia grande amica che sta soffrendo per amore. Non soffrire, amore mio, che tutto passerà molto in fretta. Forse come dici tu, stiamo buono insieme. Forza, continua così, non ve la manca per. Se ti porto pure mondo, tu non ci fai caso, sei indifferente, non è importante. Forza, per colpa mia, che ti voglio assai. Forza, sto sbagliando ancora, non mi arrendo mai. Forza, perché sono diversi, ci metto cuore. Forza, perché ti voglio bene, mi faccio tutti sti problemi. Ora mai più, si è deciso lasciami stasera. Ora mai più, fammi scaccio mare in te pensiero, come voto. Non dico niente, ma tu oggi sbagliata, ma non ti accorgi che tu sei cagnata. Forse perché non sei più innamorata. Ora mai più, dimmi in faccia che già ti era nata. Ora mai più, che non ti fermo come la ti foto. Non resta qua, che sto silenzio che ne è verità. Io me ne vado che l'amare tuo cuore insieme a dignità. Ora mai più. Ci ha fatto un ciuccio, hai visto maestro? E questa era Ora o mai più. Aiuto, come consiglio che vi posso dare personalmente, per me la donna va amata
e deve sentirsi sempre desiderata, soprattutto quando vedete che i vostri uomini magari non vi guardano più, non vi fanno sentire importante, non vi fanno sentire bello, vi fanno sentire proprio vecchie dentro. Pigliate la camisa e stracciatela subito, immediatamente, perché c'è qualcosa che non va nel modo più assoluto. O tentate di capire ciò che in realtà sta succedendo, oppure, anche perché poi noi donne ce ne accorgiamo subito quando in realtà c'è un'altra di mezzo, e nel momento in cui c'è un'altra donna di mezzo, per me, via! Ma lo dico con il cuore, ragazzi, anche soffrendo. Io sono una che faccio valere la mia dignità sempre. E per me così deve essere, nel modo più assoluto, perché chi ama non tradisce mai. Vero, maestro? Concordi con me? Concordo. Maestro, tu sei maschio, fai concordare con me. Dai, voi uomini non concordate mai. Che femmine che parlano così. Vero, donne? Dico bene o dico male? Complimenti, sei una delle migliori voci neomelodiche di Napoli. Auguri per tutto, Giussi, a te e a tuo marito. Grazie. Questo me lo dice Salvatore Scala. Ciao Salvatore, un bacio grande. Allora, ci regali sempre emozioni. Grande Giussi, i tuoi consigli, Giulia. I miei consigli non sono, però io non so se si sono buoni, sono i miei, però non lo so, magari sbaglio, però per me è così. Ok, andiamo avanti con il prossimo brano. Abbiamo finito il nuovo, maestro? E dopo facciamo Ok, qualche classico. La settimana scorsa mi avete chiesto Segretamente, che è una classica bellissima. Io l'ho incisa in questo cofanetto, che è andato e ancora oggi sta andando alla grande, e vi ringrazio perché per me Don Antonio dell'idola favorita, un bacio grande. Grazie. Dai Don Antonio, ci rifaremo alla grande. Quindi per gli amanti del classico napoletano. Aspetta allora senza aspettare nessuno, mai vado a guardare lo semplice saluto, mi danno ancora vita, si passa tu, segretamente tu tengo in cuore e mai tu possa dire tutti i momenti ragazzi sto pensiero ma non ti fa capire, ma per un sonno perdutamente sto cuore chiama a te, segretamente ti tengo in cuore e tu te sei per me. E questa era Segretamente, molto bella, molto chic, molto affascinante. Questa canzone proprio è passionale, devo dire, molto molto bella. Maestro, complimenti sempre per gli arrangiamenti che mi fai su questi pezzi meravigliosi. Grazie. Rendi tutto più magico. Grazie. Io già bere un poco, maestro, Bene, non ti perdonatemi. preoccupare. Ah, che bello. Sei subito sapere che mi sto bevendo una bella Red Bull. Non la Che bevevo facciamo? da tempo. Venga la città. Mia cara città? Va bene, mia cara città. Dedicate a tutte le città che ci seguono, sia quelle italiane che quelle straniere. Ma quanto bene ti voglio, mia cara città, quando ero virno con sole mi hai fatto scarfare, mi sti strade giù vecchie in età, tu mi hai imparato a parlare e quando a volte mi hai fatto capire che si può sempre morire. Sapessi quando mi manca mia cara città,
c'era gente, ma manca mamma. E tutto quello che sta innanzi a me non è mio come te. Che non c'è sto mare che mi scende piano piano, non ne ho visto solo che si affonda in cielo. So più lunghe strade ma non danno balcone, a due panni spasa va tu vento e su bandiera. Non mi appartiene sta musica, fatte rumore soltanto, mi son nata romantica e non mi posso cagnare. Grande Nino D'Angelo, che scrive queste meravigliose poesie dedicate all'amore anche nel confronto della propria città, voglio dire, anche perché ognuno di noi è innamorato della propria città, ovviamente. Allora, Wayuma, vi sta piacendo questo live? Tutto a posto? Io cerco sempre di accontentare un po' tutte le richieste. Allora, maestro, Dimmi. facciamo un'altra classica, anche perché comunque ci stanno seguendo dall'America e sicuramente fa piacere ascoltare un po' di classico. Mala Catena, Chicky Chack. Allora. Chicky Chack è importante, Chicky Chack. Sono belli poi. Non mi sono messa più le cuffie, ma mi sentite bene ugualmente? Meno male, mi fa piacere. Tu vuoi rire, tu vuoi o sai che non me lagna, ma non lo può capire, non lo può capire. Ma la compagna mia, ma la catena mi fatta schiavere, ma io ti perdona, pure io facendo chiacchiere che incatenai con me, e non peccati stanno, ma che già sconta con te. Fammi desiderare lo poco bene, voglio pagare quella lacrima, ma la catena. E anche questa è molto molto bella. Io amo cantare il classico napoletano, ma io mi piace assai, anche perché sono nata così artisticamente, quindi mi fa ricordare un po' la mia infanzia. Bella, bella. E poi sempre di classico, in realtà proprio classica non è, però ovviamente noi la reputiamo classica. Me l'avete sempre richiesta la settimana scorsa. Questa è stata una delle mie preferite da bambina a cantare, di Angela Luce, Ipocrisia. Rivederti Con l'altra donna che ti vive accanto mi lascia indifferente. Ora che fra noi due non c'è più niente, ora che il nostro amore altro non è che un foglio ingiallito dal tempo. Ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete, morir d'amore e dire non è niente, desiderarti e farmi indifferente, l'indifferente, ipocrisia.
sto fingendo e che di gelosia io sto morendo. Grande la nostra Angela Luce, un bacione grande anche per te Angela, mamma mia. Che bei tempi, maestro, mi avevi sempre i film quando tornavo dalla scuola, un film di Mario Mero, un film bello, mamma mia. Allora, poi con il classico abbiamo concluso? Sì, abbiamo concluso. Abbiamo concluso con il classico, quindi io direi, vabbè, leggiamo un po' i commenti delle persone, ci fermiamo un pochettino, so che andiamo sempre, ovviamente poi dopo, no, non è quasi un concerto, anche perché comunque dobbiamo dare soddisfazione alle persone che ci seguono, i commenti ce ne sono tantissimi, quindi perdonatemi se non riesco a leggerli tutti. Allora, Antonio Veronica Masecchia mi dice: ciao Giusy, sei grande, che voce, mi saluti, sono Veronica di Napoli, cantami una canzone a piacere. Grazie tesoro, va benissimo, dopo ti canto, la prossima, ok, te la dedico. Ma che voce da brividi, Pina Scalise, grazie amore. Poi, maestro, parevo papa, questo effetto. Donatella Manchini, bella e brava, grazie tesoro. Enrico Palmieri, tutto a posto. È una parolaccia, non so per quale motivo l'abbia detto, tutto a posto. Ok. Allora, dopo salva la diretta. Certamente c'è la mia amica Chiara Neomelodica che la salverà, titolare di questa pagina. Allora, grande, vinci tu e lei. Lei chi? Enrico, non ho capito, ma adesso stai parlando di Angela Luce? Penso di sì, perché io stavo parlando di lei, grazie di cuore. Allora, che microfono che hai? Che mic significa microfono? Dice Davide Blille, potente, questo è un microfono da sala ovviamente, e costa anche tantissimo, è molto professionale perché il maestro Costa vende solo professionalità nel suo settore. Allora, da brividi la tua voce incanta. Incanta. Grazie. Sirchia, Monica e Salvo, grazie. Giusy, dopo salvi la diretta. Va benissimo, ci penserà Chiara, non vi preoccupate. Fai un pezzettino di Che le Camerai per mio marito Renato. Rosy, dopo facciamo un bel medley mio, va bene? Amico mio. Certo, Lucia la canterò senz'altro, anzi la canti a maestra, sarà la prossima, ok? Sì. Amico mio. Mamma mia, stasera c'ho un po' di voce rauca. Brava, grande, cantami una canzone a piacere, che voce, sono Veronica da Napoli. Ciao Veronica, sicuramente. Grazie alla tua voce e alle tue canzoni, per riempire le mie giornate ti auguro il meglio, perché tu sei il meglio. Grazie Gianluca, onorata. Grande sei tu con le tue interpretazioni, sei stupenda, grazie Pina. Chapeau, voce bellissima, grazie. Unica e bellissima, amore. Ciao Francesca Pia, grazie. Giusy canta amico mio. Certo ragazzi, sarà la prossima. Ciao Serena Murola, un bacione grande anche per te e per il tuo centro estetico. Giusy, sei la regina come sempre. Chiara, ciao amore, un bacio grande, grazie. Maria Cerrato che mi dice ti adoro, grazie amore. Mi fai una dedica a mio marito, che le camerai. Bene Monica, senz'altro. Ma Poto Penza è la mia preferita delle nuove, Salvatore Capozzo. Ma tu a chi stai dedicando? La Moto Penza. Mi interessa sta cosa. Antonio e Rosanna, che grande voce, grazie. Sei meravigliosa da Mercato San Severino. Grazie, un bacio grande a Mercato San Severino, un bacione. Gossip Neomelo, ci sono 800.000 persone sulle TV americane, by Paolo D'Alterio e Chiara Neomelodica. Grazie, sono onorata di questo, grazie di cuore. Chiara, se mi mandi i saluti che mi hai mandato prima in privato, se me li scrivi qui, te ne sarei molto grata, così li facciamo, che altrimenti non li posso vedere più, dovrei staccare la diretta. Un abbraccio al maestro Costa e a te da Casalnuovo, dal panificio Caliendo. Un bacio grande, ricambia, maestro, fate vedere poco pure tu però, ecco qua. Eccolo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora. Poi caseificio Caliendo è quel Sì. caseificio, panificio, Sì, giusto? sì. Mi hai fatto salutare l'altra volta. Ottime cose, buonissime, complimenti.
anche perché io amo il pane, tutti questi catti che mi fanno fare bella chiatta, mi piace una pure un maestro e muzzi la fa pure te, ma non parliamo solo me, parliamo pure te. No, infatti. Se no così poi pare brutto. Ok, vabbè, sono tutti i saluti. Guarda chi ci sta guardando. Peppe Di Donato. Ci sta guardando. Ma Ciao, quanto Peppe. tempo che ci prima Peppe Di Donato. Come stai, Peppe? Mi tenga nostalgia. Peppe Di Donato, mi sono emozionata. Ci scrivo un nome lango. Dove sta stanza a fianco, io poi ci fa sapere. Ok. Poi niente, Fantozzi alla riscossa fatta un attimo. Come si gira qua su Facebook? Hai fatto un giusto, tutto a posto, ok. Ecco qua. Non ride buono, ma sono caro computer, faccio una toaglia, ecco qua. A posto, adesso amico mio, questa qua è una canzone che in realtà l'ho dedicata ad un mio grande amico. Solitamente la femminuccia ha un'amica, una grande amica del cuore, io invece tengo un amico. Anche se in realtà oggi attualmente si è mostrata anche una grande amica, una ragazza che si chiama Maria Longobardi, che ti voglio veramente un gran bene e grazie di cuore. Quindi gli amici in realtà sono passata a due, ok? Però questa è un'amicizia un po' anomala perché solitamente la donna si fa l'amica donna ovviamente. Io mi ho fatto l'amico pure maschio, che te ne ha di pazienza, ma soprattutto si chiama Felice Torres. Quanta cosa ci hanno raccontato, quanta notte a telefono a parlare, quando non ci stava mai nessuno, mi teneva a te a forza per campare, ma noi giorni per incomprensione siamo stati male e tu lontana a me, non soffriva e siamo stati forti e mai più nessuno mi allontana da te, tu sei stata verità e fai parte sempre che sta vita mia, amico mio, te credo come credo a te, che sta canzone parla di sia vita mia, quando momento insieme a me passata, si stava male a te ma già trovata, amico mio, quando hai bisogno ci sto anch'io, quando ricordi rinda sti fotografia, sono cattivo passato, rindo bene o male, e stiamo sempre insieme, il tempo passa e noi non siamo mai cagnata. Tutta per te Felice e per coloro che hanno un'amicizia grande, scritta sempre da Francese, che mi hanno bacione grande. Faccio pezzi e commenti però, sono rimasta ancora a Peppe Di Donato. Domanda commenti che ci sono. Maestro, facciamo pure per completare il nuovo, ma poi tu pensa? Guarda, maestro già sarete preparati, che già sa tutte cose, maestro mio. Dico pazienza che te dico cazzo vicino a me. Ma non avere pazienza. Allora ecco qua, facciamo un attimo questi saluti, altrimenti mi perdo questo scritto. Allora giù si saluta i canali americani. Ciao USA, Italy TV, io ti evo. Grazie a Gio Barone, un bacione grande, onorata che comunque ci state seguendo e viva sempre la musica napoletana. Io lo dico sempre, è conosciuta in tutto il mondo, la musica fatta a 360 gradi, anche perché comunque noi napoletani soprattutto la canzone la recitiamo, quindi la facciamo vivere, viviamo di emozioni, quindi ecco perché poi la canzone napoletana in realtà piace quasi in tutto il mondo. Orgogliosa, grazie di cuore, onorata per questo e spero di venire in America quanto prima, anche perché comunque nei miei programmi già venire in America, poi è successa la pandemia purtroppo e giustamente ci voleva. Ok, facciamo Mapoto Pensa, la dedichiamo a Salvatore Capozzo, che ti piace tanto. Viene con un amore di stramacchio, è vero? A mattina non si soffre tanto, faccio spese e stungo mezza gente,
qualche volta resto contenta, perché non tengo tempo da pensare. La mattina vengo sempre a guerra, e al solito di una pausa da fare. Figli e creature non fa la scuola, e fino a 9 è facile a campare. Ma poi te pensa, 100 volte ma gira e ma volte ma non piglio sola. Ma domandi in letto con una, ma che sto facendo? Mentre che mi spogli in oscuri per te sto già niente, ma già fa amore. Mentre te pensa, sto aspettando sto sole che nasce a serena nottata. Per fa amore sta volta con cuore lontana da casa, perché l'unica cosa che voglio è restare insieme a te. Che paura rinvece torna a fare. E questa era Ma poto pensa, scritta da Vincenzo D'Agostino e Luca Barbato, che mando bacio anche per loro, che come sempre nei miei lavori non mancano mai. Tutti questi brani nuovi, ragazzi, li troverete nel disco Vedo Oltre, che uscirà tra pochissimi giorni, anche perché in realtà è pronto già dal 19 marzo. Tutto cofanetto, c'è il DVD del concerto, c'è il live del concerto del Palapartenope e in più c'è il disco nuovo, dove dentro ci sono un attimo, che stanno abbondate, bene maestro, però tu ti sei divertito assai, di arrangiamento, notte e giorno, 16 tracce, quindi avete voglia di sfugunerv, come dico sempre. Ok, facciamo un po' di mio, maestro. Facciamo un po' di tuo, dai. Ok, dai, ritorniamo un po' alle mie origini, ovviamente, di Giuseppe Atanasio. Lo faccio Giuseppe Atanasio qui. Prima me l'avete richiesta e io la dedico sempre per coloro che si amano follemente. Che la camera è tutta quella che non c'è vota mai, che la camera fare la vita ma tu questo non sai, storia si mette, sia forza che mancava e mo appartiene a me, tu che stai a sapere che la camera se tu guardo leggere dall'occhio mio, che la camera è tutto il mondo insieme a questi figli miei, mi regalato bene l'amore più sincero, perché sti voglia a te. Fiorrero cuore mia, insieme a te sono una regina, non è un sogno realizzare, ma finalmente tu stai qua, sei tutta quella che cercava e non riuscivo mai a trovare, e giuro che non mi fai male, rimane, poi giurando buono basta. Dicendo sì da casa e Dio, insieme a una figlia mi aspettare e niente ci possa separare, tutto più bello poi sarà, quando dirà mamma e papà è un'emozione poi sarà, perché si è re e che sta bella l'unico amore che non può farmi, l'unico vero che non può tradire, l'unico suono che ti fa scelare che dura tutta la vita, l'unica cosa che non può inventare, tu sei per sempre da già respirare.
non ne può capire, ma si stringe da faccia sentire, tu quanta cosa che si regala senza sapere che sì per me. Dedicata intensamente a mio figlio Cristiano, il mio grande amore. E poi, come ben sapete, di figlio ne ho 2 e ritorno nella mia prima grande emozione di essere mamma per la prima volta. Perché sia figlia mia, se tu più bella regala mi ha avuto cancello, ma mannata a te. Per me sia stella più bella e preziosa che illumina sta vita mia. Sì che l'amore più grande e importante che devo guardare conmigo. Si sta canzone a me, se tu più belle parole mi hai scritto che gli escono sto cuore mio. E se sto male sei tu che la forza che poi mi fa tornare a campare, perché sei un frutto di sto amore che è nato e potevo continuare a amare. Se io vorrei mamma e papà, per la mia Noemi e per le principessine che ci seguono, ovviamente. Ci sono tanti amori che finiscono, ma in realtà si cercano ancora. Innamorata che si lasciano, si soffrono, si pensano, e chi per quante cose vincere, non chiamano, non dormono, stanno male perché non si abbracciano e muoiono, combattono, l'orgoglio di tutte e due. Innamorata che si lasciano, non chiamano per vincere, chi fa primo passo che le debole, non vivono ma aspettano, fanno lo stesso gioco per non perdere, con l'anima si cercano, sono fatta così. E questo era un po' di Midley. Poi maestro vorrei cantare un po' Silenzio la storia e mi sono stanca di perdere. Adesso mi ha acceso il cic-ciac là. Ma l'accendo. Sì, perché fa caldo. Guarda che La pressioncina. Io soffro di mossa, maestro, per le buste. Allora. Questi sono 2 pezzi che in realtà sono collegati, nel senso ho cercato di raccontare un po' tutte le paure e le ansie di una donna quando ama veramente. Quindi in realtà noi donne ci facciamo sempre, solitamente però, voglio però non è sempre così, però solitamente ci facciamo non so che film in capo. Dove sta? Con chi sarà? Maron, ancora da venire. Perché non mi ha risposto al telefono? Cioè tutte queste cose che comunque ci facciamo un po' nella nostra mente e poi magari non è niente vero, è solo la paura di perdere poi la persona che ami. Sei pronto maestro? Cic-ciac. Che mi maestro? Sbagliato. Ah, scusa. No, maestro. Un attimo. Poi mi scordo che tu fai il titolo a modo tuo, perché dovete sapere che Maestro Costa si fa il titolo in capo tutto dei suoi, ma non so c'è sta canzone come l'ha chiamata. Un attimo solo. Stiamo a maestro, occupato, tutto il tempo stiamo a disposizione. Io leggo un po' i miei amici. Sì. Allora, ti piace il filtro? Ah, a proposito del filtro, amici miei adorati, mia figlia Noemi stamattina mi ha fatto una domanda un po' strana. Nel senso, mamma, quel filtro è importante che quando chiudi gli occhi esce la tua foto, anzi le tue foto? In realtà lo vorrei anch'io, perché non me lo fai anche a me? E mamma ovviamente ha risposto, amore, Noemi, mia cara,
mamma è un po' new su queste cose, adesso lo chiedo ai miei amici delle mie fanpage e te lo faccio creare. Quindi voglio, se gli create un bel filtro anche alla mia Noemi, lei ne sarebbe veramente felice. Ok. Ve l'ho già detto, siamo trattamento sta cosa, quindi è importante. Ok. Siamo pronti? Sei pronto, maestro? Sì. Maestro, mica ci bevono canzoni. No, no. Vai. Chicky chack, maestro. Mi sono stancato di mettere. Ma che te credi? Devo scegliere la siarità vita mia come fosse un albergo. Ti ho regalato tutte cose mie. Pure la dignità. Ma poi mi guardo nello specchio e penso che va tutto sto cuore mio senza verità. Mi sono stancato di perdere. Ma poi ce l'ho pure bene. La speranza che tu non mi facevi mai carezza. E invece proprio tu, che mi sono per annanzi te, ma sto cuore mio, e ha da ritornare a vivere. Io senza te. Che sto succede quando danno amore che appena nata. Tutte le pensieri tremano e paura fanno sta sciatata. A giorno si fa spazio in tuo cuore, a me mi è capitata. Come marito quando t'ho visto insieme a quella là. Che sto succede perché con l'amante vivere in oscura. Perché la storia sta in silenzio, non fa per rumore. Figlia sta puglia, moro moro vecchio, resta qua per una. Perché io segreto quando porta l'India, sai più forte me, non fa la maffa, tanto sappiamo già che è tutto inutile. Ma che lo spiega a fare, non mi carezza, non serve grida mai, non fa sta recita, viene ancora l'odore dell'ata, non giura che fai nato peccata. Ma sbagliato così, tra lui e le giacche sti fuciglia. Mi sono stanca di perdere, cancello pure a vincere. Non vado più a nascondere, me la sto senza chiagliere. Non mi servono ancora a metà, porta al cielo che me la già fa. Mi sono stanca di perdere. Silenzio in una storia e mi sono stanca di perdere, che poi tra l'altro inizialmente c'è il parlato della seconda canzone, il secondo pezzo però mi ha fatto tutto un ciuscio, come si suol dire, giusto per far capire che sono due pezzi collegati. Saluto gli autori, sempre Francesco Francese e Nino Danisi nel Due Silenzi in una storia, e poi mi sono stanca di perdere c'è Gianni Romano e Mario Leatico, che mando un bacio grande anche per loro. Allora maestro, Ma come di cuore mio? lo sapevi, stiamo come pensiero come nella cantata coro mia. A voi fa piacere sentire coro mia? Ci sono altri saluti? Ok, salutiamo TV Ciao USA, TV Italy e TV Io Ti Evo. Tutto questo grazie a Gio Barone, Paolo D'Alterio e Chiara Neomelodica. Siamo a 920.000.
Pochi, maestro. Pochi. Pochi. Quindi io saluto tutti i 920.000 spettatori di questa sera. Mua! Un bacio grande a tutti voi. E forza e coraggio che presto ci rivediamo e ci abbracceremo tutti quanti appassionatamente. Vero maestro? Sì. E facciamo stretti. No maestro, non vedo scango. No, perché capite, ma ricordo. Però Farfallina Rossa maestra la gengidra sta cosa. Perché io cantavo sempre piccerello, papà mi faceva cantare, diceva mannaggia, Farfallina Rossa, ma muzzucato mus, un po' che vino rosso m'ha fatto imbriacà. Mannaggia là, mannaggia lettere papà, una rosa in... come fa? Agita buono, zucculilla. Ma già venevo che si fa qua. Guaglio, guarda fa. Io mossa saccia fa. E papà mi faceva sempre. Io, ogni volta che la facevo papà mi aveva 10.000 lire. Ce la facevo la mattina. Un bacio grande ai miei genitori. Allora, adesso dicevamo Coro mio, ok. Questa canzone che va per la maggiore in questi momenti un po' difficili della vita. Strette mani, due mani fredde, assai più fredde che stare attorno a noi. Tu ne vai a morirci a Dio e ripetiamo ancora stessa scena. Capimmo recitata un anno fa. Cuore mio, già ci siamo sparati da una volta, saremo peccati, ci sparati ancora, già ci siamo dormiti una volta, ci passiamo la vita tornando a dormire. Sto chiamando cuore mio, come nessuno ti ha chiamato mai, come nessuno mai ti può chiamare. Cuore mio, tu mi lasci sapendo che muore, non sento dolore nemmeno per te, che da brucia l'amore sto cuore che trema. Amoraccio me, cioè me, cioè me. Mamma mia che pezzo, che bello, che bello. Sono belle canzonine d'Angelo, io le amo. Enzo vero proprio. Leggi qualche cosina? Leggo qualche cosina, e tu maestro, certamente. Allora, un bacio a tutta Foggia che ci segue. Ciao ragazzi, non vedo l'ora di rivedervi. Io stavo sempre a Foggia, infatti cucino, sempre con l'olio della mia bellissima Puglia. Allora, grazie per i complimenti a tutti, grazie di cuore. Ci ho fatto un giusto. Bravissima Giusy, sei la regina della canzone napoletana, sei grande, ciao, grazie. Anna, buon augurio. Ciao tesoro, un bacio grande, grazie. Poi vi leggo a casaccio ragazzi perché mi sono persa tantissimi commenti, vediamo chi è il fortunato. Vedo le frasi più lunghe. Ok, Enrico Palmieri, mi sono stancata di perdere perché solo con il tuo cuore il mio ricomincia. Covatere? No, aspetta, Enrico, aspetta un momento. Allora. Mi sono stancata di perdere perché solo con il tuo cuore il mio ricomincia a battere, forse? C'è scritto a copatere. Battere.
l'onore del mondo napoletano. Grazie di cuore Enrico, è stato un po' complicato perché magari la tua tastiera ha scritto una cosa panata, però ho capito il commento e ti ringrazio. Giusy, posso farti una domanda anche se mi vergogno? Aurora, certo amore, non ti devi vergognare, assolutamente sì. Io vi faccio pure la psicologo, belle e buone, Per chi mi segue lo sa bene, io do tanti consigli, cerco di darli alla grande. Cor mio, l'ascolto ogni giorno, sei la mia idola, Monica e Salvo. Lo so ragazzi, io vi seguo, io vedo, non dico proprio tutto, ma vedo quasi tutto sui social. Quindi so bene che questa canzone ve la dedicate proprio appassionatamente. Allora, Enzo Pirino, mia moglie si chiama Maria, la conosci la canzone di Anna Tatangelo, Stella? Enzo, me la posso preparare, anche perché il maestro comunque la deve studiare un attimo, questa canzone, non ricordo magari il titolo, però sicuramente se l'ascolto la conosco. Allora, amore, sono Marti, ciao Martina, sto contatto con il tel di mio padre perché io non ho Facebook, va bene amore, un bacio grande. Allora, bella questa, l'ho sentita, vi posso dire che ha scritto sta poesia è un poetico, perché sono poralla ver che sono chi è sofferto può capire le parole di questa bellissima poesia. Assolutamente sì Enrico, hai ragione, è vero. Ma i pezzi di D'Angelo sono tutte poesie, ragazzi. Diretta stupenda, grazie Giusy e grazie per avermi accettata nelle tue amicizie di Facebook. Ne sono onorata, ti voglio bene. Pina, grazie, ma di cosa tesoro? Io sono onorata io di essere amata così tanto da voi, anche perché per noi artisti veramente la cosa fondamentale è proprio quella di essere amati e sostenuti dal vostro affetto, ovviamente. Allora, Gossip Neomelodici mi dice dai che stasera festeggiamo il 1.992.000 spettatori. Beh, Paolo D'Alterio e Chiara Neomelodica. Sono pochi, Chiara! No, dobbiamo arrivare al 1.000.000, dai ragazzi! Dobbiamo salire ancora di più. 1.000.000 di spettatori, mamma mia, sono tanti, voglio... Bello, che bello. Ciao, mi fai gli auguri a mia moglie Gabriella per il suo compleanno, sei grande. Ciao Gabriella, un bacio grande e tantissimi auguri. A proposito dell'augurio, maestro, ma non poco facciamo compleanno? C'è passato un anno. Sì. Mamma mia, perché è maggio, giugno e luglio, come ti ma fa? Noi siamo nate all'inizio di luglio. Bello. Quando festeggiamento mi fa? 21 giugno è il compleanno di mio figlio. Poi c'è il 9 luglio il mio compleanno e quello di Stefano Garnieri, che è il mio segretario, che mando un bacio. Io spero di festeggiarli mentre lavoriamo, sì. Lo spero veramente con il cuore, sarebbe il regalo più grande, quello di stare uniti. Poi abbiamo il compleanno del maestro il 12 luglio, unitamente al compleanno di mio fratello, perché un maestro e mio fratello sono nati nello stesso giorno, quindi doppio compleanno. Grazie. Il 2 luglio c'è la moglie del maestro, guarda, quando festeggiamento, che mi fa? Uè, non me la dei dolci, voglio bene perché sto a dieta. Ok, allora... Poi, vediamo un altro commento a casaccio. Amore, ho creato un filtro per te dalla tua fanpage pure a Noemi. Ah, che bello! Taggatemi nelle storie, così Noemi veramente ne sarà felice. Adesso sta giocando con le sue amichette, non appena scende glielo dico e quindi ci abbiamo fatto un bel regalo. Volevamo io, fit stamattina, ma che buono, mamma mia, non lo so fare! Io sono una... come si chiama? Fandozzi, la riscossa. Allora, Emanuele, ho capito, grazie amore, grazie di cuore. Stavo pure un attimo. Allora, dedica a mia moglie Rita Passarelli, si urrera vita mia. Spero che hai capito il titolo. Mario, si urrera vita mia, è bello però Mario, perché mi era dato un titolo nuovo questa canzone. Urrero cuore mio. Ok, già l'abbiamo cantata, dopo la rifacciamo di nuovo. Allora, Paola Siciliano, amore ti sei dimenticata... Rustaggio, pensa a Paola. Sei dimenticata di me, ma io ti seguo sempre. Sei e resterai la mia piccola di Rione Bellingeri, fammi sentire. No, aspetta, mo voglio capire. La mia piccola di Rione Bellingeri, fammi sentire il brano e vattin. Paola Siciliano. Aspetta, ma già ricordo. Paola Siciliano, non mi è nuovo questo nome, quindi per dire Rione Bellingeri, Paola significa come conosco buono, essendo il mio quartiere di appartenenza, Rione Bellingeri, anche se in realtà è Oberron, è il mio quartiere di appartenenza, ma sono legati. Quindi Paola Siciliano, a me stavo mi fanno che battenne così a piano. Ma me ne sto un po' stanca, ragazzi. Casa mia non si dove mai, faccio Cenerentola a casa mia. Come maestro, ma no, ragazzi, non faccio sempre un attimo che bevono. Yes.
E che e vattene, non fa niente se la roba mi manca, e mi mettere scuola so stanca, ma ritrovo la mia dignità, picciola somma sta. Paola, per te, l'abbiamo fatto poco abbreviato, un attimo un Alzheimer in capo. Ok. Vabbè, tutto logico. Quando ci si ferma per un po' di tempo è così. Un maestro magari batte e chissà che canzone si credeva. Siamo fatti dei titoli. E i titoli, lo so, ma io l'ho spiegato, perché un maestro si fa i titoli in capo a pis, ma io ci te batte, chiudo un attimo in difficoltà. No, ma ci fai una canzone giusta. Cantiamo 500 vado io. Ok, dopo. E che sacca come maestro. Allora, viviamo in un momento difficile, fammi un piccolo grande regalo, una bella canzone a tuo piacere, dai, il mio compleanno. Sono un po' arrabbiato con la vita e mi sono arrabbiato con mia moglie, senza motivo, una famiglia bellissima. No, Enzo, non va bene così. Allora, che viviamo in un momento difficile e complicato, questo lo è per tutti. E te lo dice una che in questo periodo ne sta vivendo di cotte e di crude. Però ovviamente io non me lo prendo con mio marito, perché mio marito con la vita non c'entra niente. Io magari me la posso prendere con mio marito se mio marito mi fa del male. Allora è diversa la cosa. Quindi non trattare tua moglie così, perché penso che non lo meriti nel modo più assoluto. Quindi si è arrabbiato, è vero, lo siamo un po' tutti, però dobbiamo darci forza e coraggio, anche perché comunque il peggio è passato. Adesso è la fase più complicata, è quella più difficile di riprenderci. Siamo psicologicamente un po' tutti massacrati, però dobbiamo stare bene e soprattutto dobbiamo essere sereni per poter iniziare di nuovo. Quindi in pratica noi stiamo cominciando una nuova vita da capo, perché per 2 mesi che poi magari sembrano un'eternità, ma 2 mesi non sono niente, cioè 60 giorni non sono niente, ma 60 giorni per noi sono stati un'eternità, proprio anche perché, prendete me, vi porto il mio esempio. Io sono una che la mia vita la vivo in modo frenetico. Io esco la mattina da casa, ritorno il giorno dopo alle 5 del mattino, perché il mio lavoro durante la giornata si fanno delle cose tipo casa discografica, abbiamo il commercialista perché dobbiamo riguardare tutta la parte commerciale del lavoro, e poi magari devi passare in banca perché devi fare questo bonifico, e poi c'è la Zeus Record, dobbiamo incidere il disco, andiamo lì per curare poi gli arrangiamenti, si corre di qua, si corre di qua, si corre di qua. A un certo punto della giornata poi inizia poi il lavoro vero e proprio. E purtroppo la cosa brutta del mio lavoro è che comunque mi tiene lontana da casa per ore e ore e ore e ore intere, quindi i miei figli non li vedo mai. Quindi pensate che per me, dico me per dire poi l'intera mia squadra, perché comunque viviamo tutti la stessa situazione, vi lascio immaginare stare chiusi in casa, non lavorare, ma non soltanto nel fattore economico, perché vabbè, il fattore economico è importante perché comunque ci serve per vivere ovviamente, però proprio abbiamo bloccato poi il fattore psicologico più che altro, perché non è abituato poi a vivere in casa così. E stiamo tutti distrutti, la maggior parte di noi soffre di insonnia, siamo arrabbiati con il mondo intero, siamo scoraggiati, ma non dobbiamo esserlo, anche perché adesso inizia la fase quella più importante, che è quella della ripresa, e quindi dobbiamo stare sereni, dobbiamo pensare che il peggio è passato e ritorneremo a vivere. Io spero che questo sia stato un po' di insegnamento, anche perché prima si pensava soltanto a correre, a lavorare, chiannanzi a chiarete, non avevamo un po' dimenticato i valori veri e propri della famiglia, quelli affettivi, dei nostri amici. Oggi dobbiamo fare le cose. Spero che questo sia stato l'insegnamento, e soprattutto a non essere cattivi, anche perché di cattiveria ce n'è tantissima, anche se purtroppo devo ricredermi, perché in questi giorni comunque ho visto sempre comunque delle persone che magari parlavano così, sparlavano senza azionare il cervello, quindi penso se non ha fermato la pandemia sta cosa sarà un po' complicato. Però purtroppo esiste, la cattiveria, l'ignoranza esiste, però vai giù,
Siamo forti, coraggiosi e andiamo avanti. Quindi Enzo, maestro, cosa gli possiamo cantare a Enzo? Che musica? Mezza canzone? Ah, bella. Enzo, dedicata per te e per la tua bellissima e amatissima moglie. Trattala bene, ti raccomando, perché la cosa importante è questa. Tu hai lasciato a cominciare la vita e fai più belle cose che ci stanno. Si parla tu, si ferma pure vento. Chi sta attorno si sta zitta e sente. Tu mi appartieni come all'uomo e mano. E quando non ci stai, non ci sta niente. E notte pure quando è giorno fa, è come si campasse senza go. Oggi ho bisogno di te per non morire. Oggi ho bisogno di te per non capire. Adesso sto bene? Se fa tanto male e addosso male bene non si fa. Oggi ho bisogno di te per non morire. Oggi ho bisogno di te per non capire. Il tempo passa e la vita si fa vecchia. Auguri Enzo, buon compleanno e viva sempre l'amore. Questa è un'altra grande poesia del grande Nino D'Angelo. Allora, sono mezzanotte meno 10 minuti. Allora facciamo un classico per tutte le persone che stanno all'estero. Facciamo Sì. Segretamente, che è un bellissimo brano. Di nuovo? Sì, e poi chiudiamo con Dimmi che è innamorata su. Ok, va benissimo. Allora facciamo un'altra classica per gli amori segreti. Ragazzi, quanti commenti che non sto riuscendo a leggere. Allora, Maria Rosaria Marino, ciao Giussi, ti seguo sempre, sei il top. Grazie Maria Rosaria, un bacio grande. Ah, mamma mia, uè. Fa proprio caldo. È venuto un cabra, però fa bene perché mi hanno detto che il caldo comunque ammazza il virus, quindi bene, viene cabra nelle nostre braccia. Viene scenguolla, viene scenzuolla. Basta che ci fa stai quello. Ok, sia meglio, bello, questo è il siciliano. Che lo dico a fare. Ma la catena, maestro, per Romana Rit, buona fame. Mi chiedono, ma... Allora, dalla Sicilia, pure la prima volta che ti vedo e ti sto scoprendo solo adesso. Ciao, sei in gamba, speriamo in meglio. Giuseppe, grazie di cuore, grazie mille. Ma ragazzi, è passato, dobbiamo soltanto riprenderci. E poi, già da avuto, sei bellissima, mi rianimi il cuore con un bacio da Taranto. Grazie tesoro mio, un bacio grande a te, un bacio da Milano. Ciao Felice. Un saluto a te e Peppe Gianfranco da Foggia. Ciao Gianfranco, come stai? Spero bene, ma sicuramente sarà così. Ah, maestro, però ha già fatto un grande mio successo. Qual è? Almeno solo il ritorno della cantare. Il Novik. Ti dico quella, non ti dico il titolo, sennò tutto un brucio. Mi sento una stronza, Mari. Gesù, questa non può mancare, giustamente, ragazzi, perdonatemi, chiedo scusa. Questa canzone che mi ha regalato tanta emozione. Mi sento una stronza, marinda storietta, ce ne torno ogni volta che tu mi permetta. Mi sento una stella che non brilla più, si passa in dovica, tu sti casa tu. Mi sento una stronza, ma non me ne importa, non tengo rimorso perché si già fare te. Mi guardi in lo specchio e non mi vega giù, non so più che le navata, so che la capo tu. Era fatto una tua artruossa, senso.
scusami, pure per sbagliare, non lo faccio più, perdonatemi. Allora, Monica Salvo Sirchia, Giussi, saluti i miei figli Leni e Giuseppe, sei la numero 1, saluti a te e Peppe di Donato, auguri per il tuo successo, grazie tesoro mio, un bacio grande alle tue figlie. Allora, dicevamo, maestro, segretamente facciamo una amici. per tutti gli amici che girano il mondo, Sì. per tutti coloro che ci seguono, vi dedico questa classica e poi chiudiamo con Dimmi che innamorato sono. Facciamo tutta, maestro? No? Aspetta allora sai, senza aspettare nessuno, mai vedo una guardata, semplice salute, mi danno ancora vita. Che è successo, maestro? Si è inceppato il PC. Si è comprato il computer. Questo è il bello della diretta, voglio è live, questo vi dimostra che è tutto live. Si è studiato pure un microfono, poi. È Gesù. Sì. Allora, dai, vi leggo un po'. Se riusciamo ad attivare il tutto, canta pure un po' che c'è lei, però. Infatti, Volessimo capire che è successo all'improvviso. Io approfitto per. È venuto cicchi-ciac. Finite cicchi-ciac qua dentro, niente cicchi-ciac, finito. Allora. Data, maestra? Ci è tornato il microfono. Ci hanno fatto positivo. Ci hanno fatto positivo. No, perché voi dovete sapere che a noi succedono cose proprio assurde. È vero. Non ve le racconto perché non ci credessero, però succedono. Non vi dico poi per incidere questo disco, però io reputo che sia di buon augurio, è vero maestro? Perché Sì. poi noi prima schiattammo un corpo, come si suol dire in gergo napoletano, però poi fortunatamente poi riceviamo. Che facciamo? Le facciamo? Eh sì, Gesù maestro. La rifacciamo? Sai? Perché lei maestra, non ci capito come parte a base su sto tuo microfono? Che ne sacci che. Non lo so. Aspetta, proviamo. Vediamo un po', sai? Sa. Sa. Non vuoi? Non può fare. Ciao Monica Perrotta, un bacio grande. Dai. Aspetta allora sai, senza aspettare nessuno, mai vedo una guardata, semplice salute, mi danno ancora vita, si passa tu. Segretamente ti tengo in cuore e mai tu pazzari. Tutti i momenti ne caccia sto pensiero per non ti fa capire, ma per un sogno, per un mente sto cuore chiama a te. Segretamente ti tengo in tuo cuore e tutto si per me. Siamo riusciti. Bello maestro, posso fare domande, dice, ma che sta succedendo? Calibro cose perché poi sono anomale. cose anomale, giustamente.
Va bene, Chiudiamo con il classico. Dimmi che innamorato su. Bello, si è fatto piace la storia. Posso andare? Non ce la faccio più. A vivere così, non ce la faccio più. Hai visto che lo TikTok che abbiamo fatto adesso? Non ce la faccio più a vivere così, non ce la faccio più. Ma quando già aspetta sono solo bugie che sceglieva me le rite 100 volte. E sto sempre qua, oggi persa libertà, e sto sempre qua, mentre aspetto la verità, che c'è sempre tu. Tengo cuore scememo, dimmi che innamorato sono. Non sapevo manco Dio, dimmi che innamorato sono. Se non scemmi ma mezza via, lasciamo a casa un po' soli, che sta campando e fantasia. Ma rimango a casa soli, questo peccato è compagnia. Dimmi che innamorato sono, perché mi sento per te. E questa era Dimmi che innamorato sono. Per oggi a leggere un commento. Abbiamo veramente 6 anni, commento di Gossip Neomelodici che mi dice: complimenti, festeggiamo alla grande, superato 1.200.000 spettatori. Grazie a TV Italy, ciao USA TV, io ti Evo, grazie Gio Barone, Paolo D'Alterio e Chiara Neomelodica. Grazie di cuore amici miei adorati, io con questa vi saluto e che dirvi, tutto quello che va ce l'ho gerito già, quindi ascoltate il mio consiglio perché comunque ci serve per superare un po' le nostre difficoltà. Posso pure spostare il microfono, non ci fu di cantare, ecco qua. Maestro, tu hai qualcosa da dire? No, sono contento, mi piace, mi stuzzicano queste idiette. Belle, simpatici. Sì, anche perché poi comunque mostriamo noi in realtà come siamo, perché quando ci esibiamo sulle varie cerimonie, no? Noi pensiamo a cantare, ovviamente per dare gli auguri ai festeggiati, tutto a posto, però poi siamo limitati, non potremmo parlare, non potremmo paziare, non potremmo fare niente. Io vero che io faccio lo stesso, però soprattutto con cioccolatino. Non sopporto proprio. Cioccolatino che saluto affettuosamente, che è il mio musicista, un altro musicista, anzi colgo l'occasione per salutare l'intera mia band. Cioccolatino, per farvi capire, il percussionista. È cioccolatino perché è di pelle scura, è nera, è brasiliana, e quindi lo metto in croce proprio come non si suol dire, e ci divertiamo un sacco. Quindi mentre lavoriamo, cioè ci battuto, perché così è bello essere così. Io amo mostrare ciò che in realtà sono. Un maestro lo metto in croce, tutti gli giorni che si cagna il land, o metto in croce quando si mette i belli maglioni particolari a Verne, o mocassino a scarpe, quando si fa il knock, è vero maestro? Un maestro una volta voglio raccontarvi questa cosa perché mi fa sorridere. Inizialmente mi sono mettetta a scappetta, no? Una bella sera, si facetta una coccard, una knock che un po' veramente mi pareva una coccard quando poi nascono i bimbi. Cetti maestra, ma mentre però tutto ciò, mentre stavamo lavorando con il microfono aperto, si detto in un momento minimo 200-250 persone, maestro complimenti per questa coccard che ti mise in coppia scarpe, e non vi dico maestro, è arrivato a un certo punto saluto imparare a fare i lacci, nel senso da mettere Ci vuole pazienza con Giuseppe. ci vuole pazienza, però vabbè. Io sono felice di mostrarvi ciò che sono. Sono una che comunque riesce a fare il lavoro in modo professionale, però amo poi in realtà essere socievole, simpatica. Sono così.
io credo che comunque sono amata anche per questo, non solo per la mia dote canora, per le mie canzoni, per il tutto che c'è poi dietro le mie spalle, però è bello così, e viva la spontaneità e viva la sincerità. Detto questo, ci vediamo alla prossima, e spero di cantare per voi, cioè che ci vediamo proprio personalmente, e grazie ancora alla pagina Gossip Neomelodici, spero di avervi soddisfatto, e seguite sempre la buona musica napoletana. Un bacio grande a Ciao tutti, ragazzi. buonanotte. Ciao, ciao.